Secondo giorno di Campa qui in Cabigor, su parte punente di Storudione, oggi siamo nella comune di Barretta, lì a Marina di Diotte, e per droit un giovane pescatore originario di Ubaesi di Ganari, e redroiamo subito a Anthony Luba. RCFM e Campacui. Allora, qui siamo in Porto di Giottani e a Comune di Barretta, vicino guarda, c'è Canari e di qui che faccio la pesca, che ha giocato. E io sono di Marinca, un paese appena più sopra, guarda, che fa parte di Comune di Canari. Allora, io sono mica in una famiglia di pescatori, ma ho sempre fatto la pesca così, da poi gioco. E dopo mi è venuto perché ti amo passione e è andata così, a Sud per la libertà, per assai cose e per stare in paese anche. Allora ho fatto 2 anni al liceo marittimo di Bastia e dopo sono fatto in aiaccio con un pescatore per diventare padrone. E dopo ho comprato un atello che è qua là, non ti rimorca, e ho comprato questo atello e sono diventato padrone da fare quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto, oggi diventa caro, veramente, ma si fa, ma è mica semplice. Qui siamo 2 pescatori, dopo c'è un piccolo porto qui, ma fa parte di un paese. Allora, all'inverno facciamo assai parametri, dentice, cerne, bagri, e dopo l'estate peschiamo più con i viletti, a lingusta, capponi, mustelle, appena di tutto. Dopo dipende veramente dalla stagione per la pesca. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Saleccia, Ulodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, più è veramente il ristorante. Dopo dipende dalla stagione, in mare il pesce c'è sempre, dopo ci deve fare appena attenzione perché per esempio a lingusta ce n'è di meno, dopo c'è l'ambiente che scambia, c'è tutto, ma c'ho le pescare. E domani, terzo giorno in Cabigorso, redroeremo in paese Dulmede di Cabigorso a Antoine Martini, a diari dirà da Rebia du Gabre per Usobiege, redroeremo con a Zovigliola, ma non a domani. RCFM e Campacui.